Siamo dell'alberghiero Alfredo Beltrame e siamo della sezione di enogastronomia dei prodotti dolciari. E la prova è andata bene, secondo il mio punto di vista, però è stata davvero dura. Sì, è stata veramente dura, sì. Sì, è stata molto dura. Su che cosa era centrata la seconda prova? Sui criteri microbiologici e sulla qualità degli alimenti. Qualità organolettica, descrivere un po' cosa c'è all'interno degli alimenti. Sì, era concentrata anche sull'igiene durante le lavorazioni e sul stare attenti magari a soggetti più sensibili che soffrono di qualche intolleranza, diciamo. Siete riusciti a copiare? Non si può dire, non si può dire. Sì, siamo riusciti a copiare. Qualche trucchetto per nascondere i bigliettini? No, No, beh, quello no, no. Erano cattivi i prof. Sì, abbiamo giravano avanti e indietro. studiato veramente per fare questa prova. Sono dell'istituto Alfredo Beltrame di Vittorio Veneto, faccio l'indirizzo di cucina e la prova credo sia andata bene, ne sono abbastanza convinto. E su che cosa era centrata sta prova? Allora, il tema di ordine generale era soprattutto cioè la traccia iniziale era sulla nutrizione equilibrata e su anche le malnutrizioni in base alle fasi d'età. E le tracce erano su vari argomenti come celiachia, poi GMP che sarebbero le buone pratiche di lavorazione e così via. L'hai trovato difficile oppure era accettabile questo esame? Era accettabile, non era proprio così difficile, speriamo sia andata bene. È riuscito a copiare oppure farti suggerire qualche cosa? No, non ho copiato, lui sì. Lui sì. Allora sei bravo a scuola? No, oddio, me la cavo, diciamo, non sono bravissimo, però in qualche modo ci si dà fuori. E la prima prova come l'hai trovata? Difficile oppure era abbastanza accettabile? Oddio, le tracce sinceramente non mi sono piaciute tanto, soprattutto perché c'erano anche molti temi molto simili come della tecnologia, molta innovazione e così via. E le ho trovate abbastanza comunque commestibili da appunto sviluppare e credo sia andata bene. Quale hai scelto te sulla prima prova? Ho scelto tipologia B, saggio breve, la quarta quindi robotica tra educazione, lavoro e vita sociale. Seconda prova è andata bene, ci hanno dato una traccia che era più o meno quella della simulazione, quindi sapevamo già più o meno, siamo stati fortunati per quello. Non è stata né troppo difficile secondo me, né troppo... Io l'ho trovata un po' difficile perché comunque durante l'anno ho avuto un po' di difficoltà in questa materia, ma sono riuscito a buttare giù qualche idea e a scrivere anch'io cose giuste. Siamo dell'alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto e la prova devo dire che è andata molto bene, pensavo molto peggio. Sì, io ad esempio non mi aspettavo le diete, però è andata abbastanza bene per me. Okay. Io sinceramente mi aspettavo l'HCCP, però per nostra fortuna non è venuta fuori, non è saltata fuori nessuna domanda, quindi penso che comunque l'esame non sia andato così male. Su che cosa era centrato l'esame? È incentrato diciamo sulla stesura di una dieta, diciamo, parlare delle diete equilibrate, poi c'era anche l'anziano, quindi dieta dell'anziano. Abbiamo parlato un po' di tutto il programma perché comunque alla fine era un insieme un po' di tutto, diciamo. Abbiamo svolto la seconda prova di Stato, alimentazione, e è stata una prova tosta, lunga, però sì, mi aspettavo qualcosa di più difficile sinceramente, però me la sono cavata. E come siete per la terza prova? Siete preparati oppure? Diciamo che io finora mi sono preparata più per la prima e per la seconda che per la terza, quindi si vedrà nei prossimi giorni se riuscirò a prepararmi in tempo. Però sì, non siamo messi male, credo che la cosa che preoccupasse di più fosse oggi alla fine. Sì, alimenti era un po' ostica per il fattore che veniva dal ministero e quindi non si sapeva cosa poteva venire. La terza prova anche quella è abbastanza tosta perché sono 4 materie in 3 ore, cioè non è facile da gestire, soprattutto 4 materie come cucina, inglese, diritto e matematica. Cioè, è abbastanza dura da gestirla, però abbiamo fatto le prime 2, c'è anche la terza. Weekend sopra i libri oppure tra i libri di lavoro oppure anche una scappatina al mare per prendere un po' di sole o in piscina?
Allora, una scappatina al mare c'è stata finora. Sto weekend, venerdì e sabato, Relax. certo, relax totale, niente studio, niente, proprio per ristaccare. Poi domenica se c'è da ripassare qualcosa, vedere qualcosa, certo. Ci si mette sotto, Quindi per forza. tempo ce n'è. Il mare aspetterà.